Signor Pattarino, lei ha mai conosciuto tale un certo Fresta Salvatore? Non mi ricordo, avvocato, se l'ho conosciuto. Non lo ricorda? È certo di non ricordarlo? In Fresta questo Salvatore. momento non sto ricordando, non sto ricordando. Senta, non ricorderà quindi nemmeno, oppure lo ricorda di aver effettuato nei confronti di questa persona un riconoscimento fotografico come di un ragazzo che camminava sempre con Aldo, lo ricorda? Senta, avvocato, scusi, io stamattina ho già detto in più di un'occasione che molti ragazzi li conosco di viso e di nome che non di cognome, quindi Allora, scusi, ecco, io può darsi che se lo riveda lo riconosca, come può darsi che se mi si è sbagliato non lo riconosca. Mi scusi, signor Pattarino, io non le ho chiesto, io le ho soltanto domandato se lei ricordasse o meno di aver conosciuto un certo Fresta Salvatore. Lei mi sta Non me lo ricordo, avvocato, le ho risposto prima. Perfetto, io siccome anche nel caso del cattivo ricordo mi è consentita la contestazione, io le contesto che in data 27 luglio del 93, pagina 545, lei le sono state sottoposte delle fotografie e alla domanda del pubblico ministero in calce se riconoscesse la persona raffigurata nella foto numero 1 risponde: io riconosco questo ragazzo che camminava con Aldo, però non mi sto ricordando il nome. Il pubblico ministero, dopo aver estratto la foto dalla custodia, dà atto che la foto numero 1 raffigura Fresta Salvatore, nato il 10 agosto 1959. Siccome il signor Pattarino, signor Presidente, non ricordava di aver effettuato questo riconoscimento, mi riservo di produrre il verbale nella parte in cui... cosa riguardava? Non mi pare ci sia materia di contestazione, se ho capito bene, avvocato. Allora, Presidente, questa questione io sono riuscito a ottenere la sua attenzione Sì, stia comodo. in quel di Torino. Si Stia era comodo, posta questa questione e si era messo in discussione un certo comma dell'articolo che presuppone e dirige, consente e spiega quali siano le possibili contestazioni. E quella volta abbiamo poi ha concluso la Corte, dandomi ragione, che anche nel caso di parziale e imperfetto ricordo, nel momento in cui non si ricordasse qualcosa, fosse possibile la contestazione. Certamente. Allora io ho chiesto al signor Pattarino se ricordasse di aver conosciuto il signor Fresta. Mi ha risposto no. Pattarino ha detto l'unica maniera per poter acquisire al dibattimento che egli lo ha riconosciuto fotograficamente è quello di produrre il verbale. Perfetto, solo che anche in quell'occasione disse di non conoscere il Fresta. No, conoscere la foto, Però certo. il nome e il cognome no. E oggi ha detto che molte persone conosce de viso e non ne conosce il nome e il cognome. Quindi mi pare che non c'è materia di contestazione. Io, signor Presidente, non ho contestato la differenza, per carità. Anzi, ho premesso che lui già allora non ha ricordato il nome. Gli ho chiesto però se ha fatto un riconoscimento fotografico di una persona che camminava con l'altro. La Corte ricorda le mie parole alla domanda. È proprio questo che è stato chiesto. E lì la rido in questo senso, ma sono certo che così è stata verbalizzata. Ho chiesto se ha mai conosciuto un tale Fresta e se avesse fatto un riconoscimento fotografico di un ragazzo che camminava con l'altro. Questo è il testo della domanda. Procediamo oltre. Mi riservo, Presidente, di produrre questa parte. Signor Pattarino, lei ha mai conosciuto tale Santa Paola Carmelo? Mi sembra di sì, Presidente, avvocato. Mi sembra di averlo conosciuto, ma non ricordo in quale occasione. Cosa ricorda di questo signore? No, ho detto non mi ricordo l'occasione, mi sembra di sì, però non mi ricordo se l'ho conosciuto o meno. Ricorda o non ricorda di aver detto che tale Carmelo Santa Paola, che ricordava essere ragazzo incensurato e parente di Litto Santa Paola, era quello che portava sempre la macchina d'Aldo e gli faceva da autista? Sì, avvocato, adesso ho ricordato, è stato uno sbaglio di nome. Io parlavo di Carmelo Santocono e invece
ho sbagliato il cognome. Perfetto, le chiedo scusa, ha sbagliato anche quando ha indicato questo Carmelo Santapaola come parente di Nitto? Perché lei oggi ha parlato di Carmelo Santocono come parente di Aldo. Sì, in quel Carmelo Santocono che ho indicato è quel Carmelo Santocono di cui sto parlando e di cui ho parlato oggi. Sì, ma la mia domanda era altra, a Carmelo Santocono ci arriviamo dopo. Io le ho soltanto chiesto, e credo che lei mi abbia risposto, che lei faceva confusione quando ha sostenuto che un certo Carmelo Santapaola, incensurato, questo ragazzo, parente di Nitto, portava sempre Sì, ho fatto confusione, avvocato. Benissimo. In quell'occasione sì. Sì. Signor Patterino, lei oggi, a domanda del pubblico ministero, se Aldo quando veniva a trovarla venisse solo in compagnia, questa è stata la domanda, lei ha risposto testualmente, tra le altre cose, era sempre presente Santocono, anche perché gli faceva d'autista. È così? Sì. Bene, io devo contestarle quanto asserito al pubblico. Scusi, ripeto la domanda perché non voglio che sia equivoca la contestazione. Ripeto, la domanda del pubblico ministero era stato se quando Aldo venisse a trovarla, si intende a Siracusa, anzi lo dice lei, venisse solo o in compagnia. E lei ha risposto, come ho detto poco fa, era sempre presente Santocono, perché gli faceva d'autista. Mi scusi, avvocato, ha detto nell'ultimo periodo, oltretutto, Ha parlato dell'ultimo periodo. Sì, è vero, ha parlato anche 91-92, esatto, perfetto. Limitato a Siracusa, chiedo scusa, avvocato. Sì, era quando aveva incontrato quando Aldo. venisse a trovare, No. Pubblico ministero. Vedremo poi com'è la domanda. Pubblico ministero, le domande sono state più di una e sono state appuntate correttamente. Poi è stato domandato da lei se quando venisse a trovarla, ecco perché io ricavo a Siracusa, fosse sempre presente, cioè ci fosse sempre qualcuno. E il signor Pattarino ha risposto, possiamo controllare il verbale, era sempre presente Santocono anche perché gli faceva d'autista. Ora io voglio, controllando il verbale del 27 luglio del 93, pagina 342, in testa, alla stessa identica domanda del pubblico ministero, quando Aldo Ercolano veniva da voi in provincia di Siracusa, si muoveva da solo? Poco qualche riga più in là gli chiede, PM, era sempre in compagnia di qualcuno o era solo? E così il pubblico ministero, 5 righe dopo, era sempre in compagnia di qualcuno o era solo? La sua risposta è stata, sì, sempre in compagnia di qualcuno, spesse volte appariva con mio zio Pippo, sempre, solo non veniva. La differenza tra quanto ha detto oggi su chi fosse in compagnia del signor Aldo Ercolano quando veniva a trovare il signor Pattarino a Siracusa, tra quello detto oggi e quello detto allora, a me sembra in evidente e stridente contrasto. Non credo che sia così, avvocato. Risentendo poi le domande del pubblico ministero ci si renderà conto di come sono andati i fatti. Poi lei faccia come crede. Decidere allora sull'acquisizione del verbale in esito alla lettura del verbale. E perché sin d'ora sia più facile questa valutazione e questo controllo, io ricordo alla Corte e ai pubblici ministeri che quando si è effettuato l'interrogatorio del 23/7 del 93, cui facevo riferimento, la domanda specifica era proprio tendente ad accertare se il signor Ercolano si recasse a trovare a Siracusa Pattarino con qualcuno o da solo. Stesso identico significato ha avuto nell'udienza di stamane la domanda posta al signor Pattarino, se quando il signor Aldo Ercolano
venisse a trovarlo fosse solo o in compagnia di qualcuno. Ecco perché a sensi di questo difensore notare il contrasto è non soltanto pertinente ma assolutamente importante. Non ho altro, Presidente. Posso, Presidente? Avvocato Strano. Avvocato Strano. Grazie. Signor Patterino, io forse le faccio rivedere una cosa che ha già detto. Mi può dire i suoi periodi di detenzione? Dall'87 all'89, dall'89 per un periodo sono stato fuori e poi dall'89 al 90. Per un buon periodo del 90 sono stato detenuto e poi sono uscito e nel 91 sono stato detenuto agli arresti domiciliari per 7 mesi e poi dal luglio 92 al luglio 93. Lei ha commesso mai degli omicidi? Non l'ho sentita, avvocato. Lei ha mai commesso omicidi? Sì, me ne sono preso la responsabilità. Sì. Con che tipo di armi? Una volta, la prima volta fu un tentato omicidio perché la persona si salvò e l'abbiamo fatto con una corda, avevamo tentato di incapertarlo, poi con altre armi. Poi sono stato più volte mandante di omicidi. No, materiale. Lei è esecutore materiale. No, materialmente non ho mai ucciso nessuno. Quindi ha solo fatto questo tentativo di incaprettamento. No, più di uno sono stati tentati omicidi, poi nelle altre volte sono stato sempre il mandante. Scusi, per capire, come mandante lo possiamo escludere? Non mi interessa. Stiamo parlando come esecutore materiale. Lei ho detto di no, avvocato. No, dico come esecutore materiale di omicidi no. Di tentati omicidi mi sta dicendo di sì. Sono stati tutti tentativi andati a vuoto, se ho capito bene. Mi sente? Sì, la sento. Allora, ha detto che ho capito correttamente. Lei ha tentato degli omicidi e non le sono mai riusciti. A volte per fortuna loro, a volte perché non si è voluto andare oltre. Non voglio sapere le cause per cui non è riuscito, voglio sapere se Non lei... l'ho capito, avvocato. L'ha capito o no? No, non ho capito la domanda, non l'ho come capito. esecutore materiale di tentati omicidi, lei quanti ne ha fatti? Fatto quello di De Carolis, quello di Montagna, quello... Ah no, ho partecipato, l'avevo dimenticato un omicidio, avvocato, quello di Sebastiano Greco di Siracusa. Questo è riuscito? Sì, se non ricordo male, sì. Perché può essere che lei non ricorda se è morto o È avvocato, perché non sto cercando di capire il fine della domanda, solo per no, questo. lei non deve capire per il fine questo della non... domanda, lei Sì, deve comunque rispondere. non morì perché si inceppò la pistola. Scusi, vediamo il fine della domanda, poi alla fine le sarà chiaro. Io vorrei sapere. No, anche perché sa, siccome mi piace capire quando rispondo. No, lei non ha il dovere di capire, lei ha solo il dovere di rispondere. Poi capire è un optional che lei può capire o non capire. Lei mi deve solo rispondere. Grazie, avvocato. Prego. Allora, mi può ripetere questi tentativi di omicidio, per favore? Sì, glieli ho detti, avvocato, sono De Carolis, Giuseppe Montagna, Sì? Poi? Sebastiano Greco. Sebastiano Greco è morto o no? Come? Sebastiano Greco è tentato omicidio o un omicidio? Tentato omicidio, sì. Tentato L'ho detto che non è riuscito perché si inceppò la pistola. Però lei non se lo ricordava poco fa, ora se lo ricorda con certezza? Pronto? Sì, mi dica, avvocato, sto aspettando la domanda. Scusi, De Carolis, Montagna, Sebastiano Greco. Poi? Poi non me li sto ricordando in questo momento, avvocato, perché fatti delittuosi ne ho commessi tanti e non me li sto ricordando perché li ho accantonati in un'altra parte della mia mente. Lei i fatti delittuosi comprende gli omicidi per esempio assieme ai furti o assieme al contrabbando? Hanno lo stesso valore etico per lei?
No, per me, siccome è un passato che non voglio dimenticare, ecco perché non li elenco e non li catalogo. Purtroppo lei è qui come strumento di prova. Lo so, infatti sto rispondendo, avvocato, a quello che mi ricordo. Vediamo, De Carolis, Montagna e Sebastiano Greco. Bene, ne ricorda altri? Per il momento no. Per il momento no. Mi dica allora, l'epoca del tentato omicidio De Carolis. Come? Lei? L'epoca, l'anno, il mese. Nel maggio dell'87 abbiamo attentato alla vita di De Carolis. Maggio 87. Aspetti un minuto, ora perché sia chiaro, io non le chiedo nomi di suoi corri, va bene? Quindi non me ne faccia. Vorrei sapere lei che tipo di arma aveva in quell'occasione. E lo dovevamo strangolare, avevo una corda nelle mani. Una corda. E quanti eravate? In 3. In 3. Benissimo. Quello del tentato omicidio Montagna. Eravamo in 5 persone, io avevo una 38 special e questo ragazzo ha capito che gli stavo arrivando vicino perché mi ha conosciuto, è entrato dentro casa, davanti a me si è posta la moglie di questa persona che era stato interessante. È esploso 2 colpi prima che si mettesse la moglie davanti. Quando si è messa la moglie non mi sembrava giusto che pagasse una persona innocente. Mi può dire l'anno? Nell'89. 89. Il mese lo ricorda? Non me lo ricordo. Non lo ricorda. Senta, ma questo Montagna dove abitava? Siracusa? A Villasmundo. Villasmundo. Quindi dovrebbe essere nel periodo dell'89 in cui lei era libero, che lei sarà detenuto all'inizio e alla fine dell'89, no? Era nel periodo che ero latitante per una mancata strage a Siracusa, ero stato colpito da un'ordinanza credo a maggio o a giugno, il 2 maggio credo. Quindi eravate in 5, tutti armati. Solo io sono entrato, gli altri sono rimasti tutti in macchina, anche perché li conoscevano a tutti essendo persone del luogo. Senti, per De Carolis lei eravate tutti e 3 assieme o lei da solo lo doveva strangolare? Io con un'altra persona, l'altro è rimasto sopra. Ho capito. Sebastiano Greco, quando è avvenuto? Nell'87 ed eravamo io e un'altra persona, io stavo facendo strada a questa persona e l'altro ha sparato un colpo a questo qui, si è inceppata la pistola e siamo fuggiti. Dopo ripetuti tentativi di fare sgrippare la pistola. Sì. Senta, sempre chiedendole di non fare nomi, lei questi incarichi omicidiari chi l'ha avuti dall'organizzazione alla quale dice di appartenere? No, questi qua li abbiamo fatti per conto del nostro gruppo a Siracusa, per le guerre che avevamo in atto noi. Era una sua iniziativa? Per le guerre che avevamo con i clan contrapposti. Non ho capito, scusi, può ripetere? Erano cose che facevamo noi del nostro gruppo per le guerre che c'erano in atto giù. La differenza. Sente, per conto dell'organizzazione invece alla quale lei dice di appartenere, che tipo di ha fatto mai degli omicidi? 430. Abbiamo fatto quello di Scalora, quello di Giuffrida ad Augusta, Scusi, io sempre quello ripeto, di un certo Salvignolo Batterino, scusi, dicevo che mi interessa l'aspetto come esecutore materiale, non come correo ad altro titolo. No, avvocato. Quindi lei come esecutore materiale non ne ha fatti. Senta, l'organizzazione alla quale sempre lei dice di appartenere ha saputo di questi suoi 3 tentativi di omicidio falliti? Certo. L'ha saputo. Senta, Motta Antonino quanti omicidi ha fatto? Cosa ha detto? Motta Antonino quanti omicidi ha fatto? Avvocato, non la sento, mi può ripetere cosa ha detto? Motta Antonio o Antonino quanti omicidi ha commesso? Che io sappia neanche uno. Neanche uno. Ah, avevo dimenticato il Sì, tentato lo so omicidio che insieme a Motta me ne sono Antonino. accorto che l'aveva dimenticato, anche la Corte penso che se ne è accorta. Vabbè, comunque ora glielo ricordo io, così ne possiamo parlare un po'.
E allora lei ieri ha detto che eravate voi due da soli, senza armi, giusto? Sì. Quindi l'organizzazione aveva incaricato di questo omicidio una persona che non ha mai fatto omicidi e lei che per 3 volte aveva fallito? Sì, e purtroppo avvocato era un fallito, quello ci posso fare. No, lei niente ci può fare, è stata una fortuna. Appunto. Lei si spiegò, le dissero per quale motivo era stato incaricato Motta assieme a lei, che si era dimostrato così incapace in queste azioni? Motta che era una persona che non aveva mai fatto omicidi, né mai fatto Avvocato Strano, la devo richiamare a cambiare tono però in ordine a questo argomento. Prego? Vede, la devo invitare a cambiare tono su questo argomento perché vede, lei stesso mostra di comprendere benissimo, e non potrebbe essere diversamente, come possa essere guardato questi fatti di questo genere, possano essere guardati da angolazioni diverse e anche contrapposte, di fortuna, di sfortuna, di capacità, di scrupolo, di tutte queste cose qui. Quindi la inviterei a essere un po' meno ironico sul punto. No, Presidente, io non ne ho fatti ironico. Mi meraviglia, devo dire la verità, sì, con la sincerità che mi è solita, mi meraviglia questo suo appunto, perché francamente non pensavo di essere... Ma guardi, questo rientra nei miei doveri. Io siccome non riesco a certo nei suoi poteri, nessuno glieli toglie, però anche rientra nei miei diritti quello di essere sincero. No, avvocato, no, sì, assolutamente no. Quindi lei deve adeguare l'esame a criteri dai quali sia esente qualsiasi, anche il lontano sospetto di non prendere sul serio l'interlocutore. No, Presidente, io non è che non lo prendo sul serio, se no non sarei qui a fare l'avvocato, il difensore, come credo di fare in maniera esatta. Io ho avuto questa impressione. Presidente, se lei ha avuto questa impressione non gliela contesto. Solo che io ho fatto una domanda, non è che ho detto lei, perché come mai ho detto lei parlò con qualcuno del fatto che era stato incaricato lei che aveva fallito per 3 volte il Motta che non ha mai fatto omicidi. Io non riesco a cogliere l'ironia, Presidente. Se lei sembra una cosa buffa che abbia accusato il Motta di tentato omicidio e quindi che io faccia ironia, io ne prendo atto, però la mia domanda non mi pare che fosse fuori dai canoni, però la cambia perché lei mi invita a fare questo. Sì. Parlò con qualcuno dei criteri di scelta della sua persona e di quella di Motta per questo tentato omicidio? No, avvocato. No. Lo domandò a Motta? No, avvocato, non l'ho domandato, l'ho raccontato questo fatto ieri, che in un'occasione abbiamo incontrato il pantano nei pressi della zona Aretusa, della fontana Aretusa a Siracusa. L'abbiamo conosciuto, dopo un po' di giorni si decise di farlo e il Motta fu a disposizione. Già un periodo prima mi era stato detto che se capitava di farlo questo si poteva fare. Quindi non so chi decise e perché si decise di farlo insieme al Motta, forse perché era disponibile il Motta. Sì. Scusi, ma allora chi l'ha deciso questo tentativo di omicidio? Avvocato, gli ho detto che questo fatto era già stato deciso dall'89, allorquando si sapeva che questo qui era a Siracusa, poi questo qui cambiò zona, tornò a Siracusa, l'abbiamo incontrato col Motta e quindi siccome era risaputo che questo era un piacere che si faceva all'organizzazione abbiamo deciso di fare questo fatto. Dopo 10 giorni dal fatto io avevo saputo dove alloggiava, dove dormiva, che cosa faceva e avevamo deciso di farlo. Sì. Quindi questa, ripeto, la decisione di ucciderlo, lei dice ce n'era una a monte di carattere generale, ma la decisione particolare di ucciderlo lì a Siracusa e che dovesse essere lei e Motta a ucciderlo fu presa da chi? Da noi insieme. Da noi chi? Io e Motta. Lei e Motta avete deciso di fare un omicidio? Anche perché sapevamo che era un favore che facevamo all'intera organizzazione, perché a me mi era già stato chiesto in più di un'occasione. Lei cosa sapeva di questo pantano? Che si doveva uccidere, avvocato. Solo che sapeva? Che se era un omicida, era una persona violenta, pericolosa? No, non lo sapevo, non mi interessava più di tanto saperlo.
Quindi lei ha preso dal morto che doveva essere ucciso o lo sapeva lei direttamente? Vabbè, gli ho detto che l'ho presi la prima volta nell'89, poi mi è stato detto in più occasioni anche da altre persone, dal Nardo, dal Trigilia stesso, quindi gliel'ho già detto, non me lo disse Motta di andare a uccidere questa persona. E perché doveva essere ucciso Pantano? È la quinta volta che io gli rispondo a questa domanda, avvocato, perché si sapeva che era un fatto già deciso dall'organizzazione e si aspettava solo dove prenderlo e quando prenderlo. L'ho capito questo, non me lo ripeta. Volevo sapere solo perché. Se me lo richiede io glielo devo ripetere per forza, avvocato. Perché era stato deciso dall'organizzazione che Pantano dovesse essere ucciso? Questa è una domanda nuova. Perché si diceva che doveva essere sterminata tutta la famiglia di questo Pantano per volere dell'organizzazione stessa. Senta, allora la decisione è stata presa da lei e da Motta, no? Ma quando si va a fare un omicidio in genere uno si informa, no, sulla persona da uccidere, che tipo è, se gira armato, se non gira armato, se è una persona pericolosa, se ha ucciso qualcuno lui, se è persona che può reagire. Tutte queste valutazioni voi le avete fatte? Le ho detto, avvocato, che io dopo 10 giorni dalla prima volta che l'abbiamo visto, durante i 10 giorni dalla prima volta che l'abbiamo visto mi sono informato su come camminava, su dove alloggiava, su come si muoveva, com'era questa persona, quanto poteva essere a rischio questa persona. Non mi sono informato di tutti i trascorsi criminali o della fedina penale del signor Pantano. Sì, certo. E che cosa poteva, quanto poteva essere a rischio questa persona secondo le sue informazioni? Quanto poteva essere a rischio? Quanto poteva essere a rischio in che senso? Quanto rischio poteva portare a noi? Pattarino ha usato le sue parole, lei ha detto mi sono informato quanto poteva essere a rischio. Allora la mia domanda se era una persona che girava armato, se non girava armato, e infatti non era una persona che poteva darci più pensiero di quando se n'era già preso. Scusate, a questo punto mi pare che potremmo anche cambiare argomento. No, Presidente, io non ritengo perché dobbiamo cambiare. E io ritengo di sì, avvocato, perché guardi, Motta Antonino non mi risulta sia difeso da lei. No. Presidente, è la sesta volta, settima, decima volta che lei mi dice questo. Se lei ne prende nota, per favore, che io sono un avvocato difensore di Motta Antonino, probabilmente eviterei ogni volta che lei me lo dicesse e che io glielo avvocato, allora mi scuso e lei non No, c'è. per carità, Presidente, lei non si deve scusare, però invito i suoi collaboratori a segnalarle che sono io. Incontro qua sempre avvocato Libera Se no io faccio le assicuro, Presidente, e io così mi tranquillizzo pure io, le assicuro che non ho interesse a scavare posizione, non so me, già mi bastano il peso che porto con le mani. Grazie, così vediamo. Allora, perché non era per la credibilità generica, era nell'interesse del mio cliente. Senta una cosa, signor Pattarino, lei di questo episodio, anzi no, facciamo un'altra domanda prima. Lei conosce Samperi Severino Claudio? Sì. In che rapporti era con Samperi? Ottimi. Ottimi. Eravate in confidenza? Certo. Con Avola Maurizio? No, l'ho incontrato, me lo ricordavo così e l'ho incontrato una volta, l'ultima volta durante il periodo che stava partorendo mia moglie. Non eravamo in confidenza. Con Grancagnolo? Sì. In confidenza? Sì, in confidenza. Sì. Con Pulvirenti Giuseppe? L'ha mai visto? Certo che l'ho visto, in buoni rapporti. In buoni rapporti. Anche in confidenza con lui? La confidenza che ci può essere tra un ragazzo e una persona anziana. Sì. Senta, no, io parlavo di confidenza relativa a problemi dell'organizzazione criminale, non personali ovviamente. Anche per gli quando ho altri, avuto problemi da esporre davanti al signor Pulvirenti o al Pulvirenti li ho esposti con tranquillità e serenità. Se lei ha interpretato la mia domanda in quel senso, io la invito, se vuole, a rettificare le risposte. Quando io ho parlato di confidenza con Samperi, Avola e Grancagnolo, mi riferivo a confidenza su fatti dell'organizzazione. Sì, l'ho capito. Era in confidenza? Sì. Sì. Lei quando è l'ultima volta che ha visto Samperi? Non l'ho capito, avvocato scusi, non la sento molto bene, può alzare la voce?
Va bene, niente, questa credo gliel'abbiano già fatta questa domanda. Senta, lei ha detto poco fa di avere parlato ieri di questo tentato omicidio commesso con Motta Antonio. Lei ne ha parlato già precedentemente nel corso di questa indagine, di questo processo? Non so se ne ho parlato, avvocato, non ricordo se ne ho parlato in altri interrogatori o in altri processi, non lo so. Presidente, io le chiedo di conoscere il pensiero della Corte su questo punto, perché mi pare che poco fa anche con l'avvocato Russo sia stato toccato questo problema tecnico. A me personalmente, poi posso anche avere letto male, non risulta che nell'interrogatorio di Pattarino egli abbia, parlando del Motta, abbia mai indicato questo tentato omicidio. Quindi se lei ritiene, io gli devo fare questa contestazione. Però facendo questa contestazione io dovrei produrre tutti i verbali. Dovrei produrre tutti i verbali, cosa che ovviamente è impossibile. Se il pubblico ministero mi potesse dare atto di questo, se no sarò costretto a produrre tutti i verbali. No, se lei intende produrre tutti i verbali è un conto. Su questo punto della contestazione ha già il pubblico ministero fatto delle osservazioni allorché ci trovavamo a Roma, allorché qualche altro difensore sosteneva che il non aver risposto nel corso degli interrogatori costituisse oggetto di contestazione. Il pubblico ministero in quella sede aveva fatto osservare che tutto ciò non dipendeva soltanto dal referente interrogato, ma poteva dipendere anche dall'interrogante, cioè se quell'argomento era stato più o meno trattato e in che termini erano state poste le domande al collaborante stesso. Quindi non lo ritiene comunque argomento di contestazione, e su questa osservazione si riporta all'ufficio del pubblico ministero. Però scusi, la domanda era se ricordava di averne mai parlato, ecco questo, e lui ha detto non ricordo. Allora io per chiarire che non ne ha mai parlato vorrei trovare uno strumento giuridico. Produca tutti i verbali. Non è tecnicamente ammissibile la contestazione. Non ritiene possibile la contestazione. E allora come faccio io a dimostrare che l'ha tirato fuori oggi? Avvocato, lei sta affermando che non ne ha mai parlato. Se a qualcuno risulta il contrario vuol dire che lo dimostrerà. Lei ha mai reso dichiarazione sul tentato omicidio Pantano, Pattarino? Avvocato, le ho risposto poc'anzi, non mi ricordo se ho reso dichiarazioni, se le ho rese ci saranno. Poco fa io le dicevo se aveva parlato per Motta Antonio come esecutore, io poi le ho fatto ora, la domanda è diversa. Lei si è mai accusato del tentativo di omicidio in danno di Pantano? Credo di sì, dei procedimenti forse attinenti a questioni di Siracusa sì. Quindi Avvocato, anche questa volta sono costretto a intervenire. Oggi non ha parlato di un tentativo di omicidio. Ieri Pattarino, neanche ieri, ha parlato di un progetto. Progetto, Presidente. Certo, per quanto ne ho sentito io e per quanto ne capisco, ha parlato di un progetto e di uno studio preliminare. Spero, Presidente, che se mai ci sarà un processo per questo fatto lo decida lei. Poi questo si vedrà, cioè nel caso che dovesse essere contestato a Motta questo un tentativo di omicidio. E siccome ha detto che sono arrivati a prenderlo, lui si è divincolato ed è sfuggito. E allora è la seconda gaffa che faccio con lei, significa che non l'ho seguito su questo punto. Io ho sentito oggi che stiamo parlando di Pantano. Sì, ma lei ieri ha parlato di più di un progetto, se ricordo bene, Presidente. Vabbè, proceda, e no, vuol dire che Pattarino, mi devo ritirare. Lei ieri ha detto che siete arrivati a mettere le mani addosso a Pantano e lui si è venuto con voi per pochi metri, poi si è reso conto che non eravate poliziotti. No, avvocato, le spiego come ho detto ieri e le lo ripeto nuovamente come ho detto. Abbiamo visto che il Pantano era in una cabina telefonica. Ci siamo avvicinati al Pantano, al quale ho detto di essere, unitamente ad Antonio, di essere tutori dell'ordine. Lui aveva appena uscito dalla cabina e ci ha chiesto, ha preso tempo, noi gli stiamo bloccando le braccia, lui ha fatto cenno di prendere i documenti, si è divincolato ed è entrato subito nell'entrata dell'Hotel Milano di Siracusa. Lo sto ricordando perfettamente, può procedere, sì, mi scuso. Grazie, Presidente.
Allora, lei di questo episodio, comunque lo si voglia qualificare, ha detto ora che ne ha parlato a Siracusa? Credo di sì, dottor avvocato. In quale processo? Non so in quale processo, le ho detto credo di averne parlato in qualche procedimento svolto a Siracusa. Io avrò reso non so quanti interrogatori, quindi avvocato non me li ricordo tutti e dico cosa ho parlato. Mi può dire se si trattava di un pubblico dibattimento oppure di un... No, non credo che si trattava. Ho detto infatti poco fa, credo che si trattava in uno dei tanti interrogatori attinenti questioni di Siracusa. Sì. Senta, visto che lei ha un vago ricordo, non certo, no, di questo, che di averne parlato, ricorda se in quell'occasione lei ha accusato Motta di essere assieme a lei? Non lo ricordo, avvocato. Ma scusi, se lei ha parlato di questo episodio non le sembra strano? Avvocato, non le ho detto che ho parlato di questi episodi, avvocato, le ho detto che probabilmente ne ho parlato in altri procedimenti a Siracusa. Però non ricordo. Lei nuovamente mi torna se ne ho parlato, quando ne ho parlato, di chi ho parlato. Non me lo ricordo, avvocato. Senta, lei la sua collaborazione l'ha iniziata a Catania o a Siracusa? Con la magistratura catanese o la magistratura siracusana? Con la magistratura catanese. Catanese. E suppongo che correttamente le sia stato chiesto di quali reati avesse fatto lei, no? Sì. Sì. Lei si è accusato dei suoi tentativi di omicidio? Di tutti, Sì. Visto che si era pentito? Sì, avvocato, l'ho già detto. E allora come mai ha saltato questo episodio pantano? Avvocato, non è detto che l'abbia saltato, le ripeto che se l'ho detto sarà scritto. Quindi non l'ho saltato, siccome avvocato. conosco la correttezza dei nostri pubblici ministeri, devo ritenere che lei non ne ha parlato. Quindi me lo spiega come Ma questo lo può ritenere lei? Se avvocato, non lo so, io si legga i verbali che ho rilasciato io. Va a vedere, non lo so, avvocato. sono andato a vedere e lei non ne ha parlato. Mi può spiegare come mai? Avvocato ha già risposto. Scusi dottore, No, la no, prego di non intervenire. Se lei si allora oppone alla domanda, faccia opposizione. Io faccio opposizione perché ha già risposto il teste 3 volte su questa domanda. Il Presidente può benissimo Rispondere, decidere può rispondere sull'opposizione. ancora una volta perché mi sono distratto, ancora una volta. La domanda è questa. Dovremmo- ecco, credo può che rispondere. dovremmo allora, sospendere. Battarino può rispondere. Avvocato, gliel'ho già detto poc'anzi. Se queste dichiarazioni in merito a questo fatto sono state rese con qualcuno dell'autorità giudiziaria, sicuramente ci saranno. Che lei mi sollecita a ricordare quando, in quale procedimento, con quale magistrato, in che data, in merito a che cosa io abbia parlato sì o no di questo procedimento, io non me lo ricordo perché non ho un computer dove ricerco quello che ho detto. Questo mi ricordo e questo le sto dicendo, avvocato. Lei si ricorda, mi dice questo, ma la domanda era diversa. La domanda è Avvocato, la domanda lei me l'ha posta 5 volte in un modo diverso, ma la risposta è questa. questa va bene. Io le ho fatto un'altra domanda e lei lo dovrebbe ricordare. Io le ricordo qual era questa domanda. Io le ho prima domandato la sua collaborazione iniziata a Catania, lei mi ha detto sì. A Catania le è stato chiesto che reati aveva commesso, lei mi ha detto sì. Io le ho detto, lei ha elencato i suoi tentativi di omicidio, lei mi ha detto sì. Dopodiché io le ho detto che non avendo elencato, perché così risulta, non avendo parlato di questo tentativo di omicidio, le ho domandato come mai ha ritenuto di tacerlo. E a questa domanda aspetto una risposta. Avvocato, lei ha omesso una risposta, una delle risposte che ha detto, che ha reso il collaborante. Quindi io mi oppongo ancora una volta perché lei non si sta ricordando neppure la domanda che ha fatto e la risposta che ha dato il collaborante. Ha già reso la risposta che ha reso dichiarazioni anche ad altre autorità giudiziarie, compresa quella di Siracusa, quindi non ricorda se l'ha reso a Catania, se ha reso quelle dichiarazioni, se l'ha reso a Catania o a Siracusa. Io capisco che il Battarino non capisca le mie domande. No, avvocato, è lei che non ricorda le risposte. Allora a questo punto devo ritenere di essere stato chiaro, visto che lei non l'ha capito. Sono stato chiaro per ben 5 volte, avvocato, quindi non so più come rispondere a questa domanda. Allora passiamo oltre, per favore. Lei con chi ha parlato di questo episodio? Non magistrati, gente dell'organizzazione. Anche a questo le rispondo. Comunque, con chi ho parlato non No, gli ho no, detto non ha che risposto affatto, avevamo deciso Battarino. arbitrariamente di fare questo fatto qua, anche perché dopo il fatto. Dopo con il chi ho fatto. parlato dopo il fatto.
Sì. Dopo il fatto fallito? Con nessuno, scusi avvocato, perché dovevo parlare di questo fallito fatto? Ah, ho capito. Quindi era normale che lei per conto suo decidesse di uccidere qualcuno per conto dell'organizzazione, non chiede autorizzazione a nessuno, si sceglie un compagno, lo fallisce, lei non ne ha parlato con nessuno, lei era Avvocato, guardi che le ho detto che questo fatto era stato deciso dall'89, probabilmente noi non riusciamo a capirci, eppure io sono abbastanza chiaro, non so. Si mutua il linguaggio a questo punto. Sì, lei deve apprezzare. Si mutua il linguaggio, Ho fatto una il lessico giudiziario. Aspetto una risposta. Cioè, dico, era normale che lei o una persona nella sua posizione all'interno dell'organizzazione decidesse di eseguire un omicidio sia pure già deciso senza parlarne con nessuno? Ma non è. Poteva capitare per fare una cortesia all'organizzazione, sapendo che quel bersaglio era già stato deciso di ucciderlo, che chi ci arrivava prima lo faceva. Era sempre un beneficio o una cortesia fatta a chi voleva fatto questo omicidio. Dopodiché lei non ne ha parlato con nessuno. Sì, avvocato. È la risposta alla domanda, Sì. avvocato. Possiamo... Non ne ha parlato con nessuno. Senta, ora le faccio una domanda, spero che sia la conclusiva di questo passo. Lei ci può indicare un'altra persona vivente possibilmente che conosca questo episodio oltre a lei e Motta? No. No, quindi è affidata solo al suo ricordo. Va bene, grazie. Per questo punto possiamo chiudere. Senta, la guerra, quella che lei ha definito guerra con i Ferrera, quando è cessata, che lei sappia? Se che io sappia nel 90, alla fine del 90. Pagina 403. Lei ieri ha detto, a proposito sempre di Motta Antonio, che il ruolo nell'organizzazione era quello di occuparsi di costruzioni e ha aggiunto perché aveva una ditta. Me lo conferma? Sì, credo che aveva una ditta, sì. E gli confermo quello che ho detto ieri. Sì. Lei si ricorda se questa ditta era intestata al Motta Antonio? No, non mi ricordo se era intestata al Motta. Se io le dicessi che lei nel corso di un interrogatorio reso nella fase dell'indagine preliminare ha detto che la ditta era intestata a lui, l'aiuta? Ma se lei mi vuole aiutare lo faccia. E glielo dico, mi pare foglio 393 o 394 del secondo volume che ho avuto cortesemente in visione poco fa. Se lo potesse leggere, avvocato, però. Se lei mi ridà come ha fatto 10 minuti fa il suo... L'ho prestato ancora, avvocato. Allora, se il Presidente mi dà 2 minuti. Il verbale nostro ce l'ha lei? 340. Lo vuole l'avvocato? L'ho prestato ancora, quindi. Meglio. Fa sempre per 3. Bene? Tu sei un mito ormai. Ecco qua. Allora, Stai attento che io sto uscendo. grazie. Allora, Tartarino, mi sente? Sì. Sì, la sento, sì. Allora, siamo a pagina 392 del suoi verbali di interrogatorio. La domanda del PM, gliene leggerò 3. Chi era che doveva, qual era la società della vostra organizzazione che doveva avvantaggiarsi di questo appalto? C'era una ditta, la sua risposta è questa, sì, c'era una ditta del geometra Antonio Motta
che poi è solo un prestanome, Antonio Motta, perché c'è socio anche Aldo, mio zio Pippo. Aldo chi? Domanda il PM. Lei risponde Aldo Ercolano, mio zio Pippo Mangiolo, e dovevano prendersi questo nome. Questa ditta è pure del geometra Motta, Antonio Motta. La domanda del PM poi è questa: è intestata al geometra Motta? La sua risposta è sì. Lei me la conferma questa circostanza oppure lo dobbiamo Dottore, lo confermo, se le dichiarazioni sono scritte, senza dubbio le ho rese io, ma scusi, cosa vuole che le dico? Che qualcuno ha scritto cose diverse da quello che ho detto? È normale che io l'ho detto e è scritto. O se in quei momenti i discorsi e la memoria era più limpida di adesso, o se adesso è più limpida di allora, io non posso certo farci qualcosa. Bene. Quello che è scritto l'ho dichiarato io, quello che sto dicendo ora lo sto dichiarando io, e comunque in entrambi i casi quello che ho detto è pura verità. Sì. Allora, questa ditta, lei ricorda l'epoca nella quale questa ditta era in attività, questa ditta intestata a suo dire al geometra Motta? No, non me lo ricordo. Non se lo ricordo. Assolutamente, neanche approssimativamente? No, non me lo ricordo, avvocato, neanche approssimativamente. Ma ora l'ha ricordato che era intestata a lui? Sto dicendo che non me lo ricordo. Lei si ricorda dov'è la sede di questa ditta? No, avvocato, no, non me lo ricordo. Non ci sono mai andato nella sede di questa ditta, quindi non posso ricordarmelo, non lo so, ecco, no, non me lo ricordo, non so dov'è la sede di questa ditta e se c'è una sede di questa ditta. Senta, lei, guardi, non sono certo che lei abbia già risposto, quindi non vorrei fare una ripetizione. Lei ha detto di essere stato tossicodipendente o comunque di essersi drogato? Avvocato, io le ho detto che non sono tossicodipendente, non sono mai stato tossicodipendente. Tossicodipendente no, ma ha mai fatto uso di sostanze Ho stupefacenti? detto, avvocato, che quando a sollecitazione di qualcuno di voi avvocati di lì, quando volete poi vi dico chi è che da lì dentro non ha, solo perché viene più facile dire chi non l'ha toccata che chi l'ha toccata. Io voglio sapere lei se ha mai fatto Sì, uso. le ho detto sì, sporadicamente, le ho detto a suo Ha collega. detto sì. Senta, se lei si ricorda se lo faceva anche quando era minorenne? No, mai, Mai da minorenne? mai, ho detto mai. Non ha avuto problemi con sua madre che si disperava per questo suo vizio? Ma che sta dicendo, avvocato? Il vizio, io non ho, io il vizio delle sigarette e quello delle donne, cioè poi gli altri vizi non li so quali sono. Senta, a parte l'episodio che lei ha riferito, questo episodio chiamiamolo così pantano, lei sa di altri reati commessi dal Motta, a parte quelli relativi alle costruzioni? No, non so di altri reati commessi dal Motta. No. E relativi alle costruzioni che tipo di reati ha fatto Motta? Ma guardi che io non ho detto che fare costruzione è un reato. Avvocato, senta, io con lei non riesco a capirmi. Lei o ce la smette di spottermi o io non parlo più. Perché lei tutte le domande che mi fa, me le fa con toni sarcastici e ironici. Quindi a me mi dà fastidio rispondere a queste domande. Io non sono venuto qui per farmi spottere né da lei né da altri. La prego cortesemente, avvocato e Presidente, di intervenire. Sospendiamo l'udienza, per favore. Grazie Presidente. Grazie, avvocato. Presidente. Si può appartare Pattarino. Pattarino si è riposato un momento, si è calmato? Sì, Presidente, mi scusi. Possiamo... Pubblico Ministero, possiamo continuare? Sì, possiamo continuare? Allora, avvocato Strano. Signor Pattarino, lei ieri ha detto di aver frequentato per parecchio tempo Motta Antonio. Mi sa dire che titolo di studio ha? Geometra. Sì.
E poi un'ultima domanda: se la ditta della quale era titolare, a suo dire, il Motta Antonio, era nel campo delle costruzioni o comunque diciamo in materia di costruzione. No, mi sembra che si trattasse di una ditta di abbigliamento. E allora come poteva utilizzare la ditta di abbigliamento nel campo delle costruzioni? Utilizzava la sua professione di geometra, metteva a disposizione la sua professione di geometra. Comunque, se non ricordo male, è una ditta di abbigliamento, un ingrosso di abbigliamento. Una ditta di abbigliamento. Ho capito. Grazie, io ho finito, Presidente. Prossimo intervento. Presidente, per fare richieste istruttorie, mi scusano di nuovo, per fare delle richieste alla All'esito, sì, all'esito, sì. Avvocato Rapisarda. Immagino con le richieste. Signor Paterino, lei nel corso dell'esame dei pubblici ministeri ha riferito sul conto di Santa Paola Angelo e ha detto che lo conosce. Io vorrei che lei mi specificasse questo rapporto di conoscenza. Da quanto tempo conosce Santa Paola Angelo? All'87. In che occasione l'ha conosciuto? Abbiamo trascorso un periodo detentivo insieme, nel carcere di Piazza Lanza. Nell'87. E poi come si è evoluto questo rapporto? Poi si è evoluto, stando insieme nel carcere siamo diventati sempre più amici, siamo stati nella stessa cella e poi ci siamo tenuti in contatto anche tramite corrispondenza o tramite la madre del Santa Paola stesso. Sono andato a trovarlo parecchie volte a casa, anche lui è venuto a trovarmi parecchie volte durante il periodo che ero libero agli arresti domiciliari. Scusi, non ho capito quest'ultima. Lui era libero. Durante il periodo che io poi sono stato rimesso in libertà e che lo stesso è stato rimesso in libertà, ci siamo incontrati parecchie volte, o io andavo a trovare a lui o lui veniva a trovare a me. Se lei mi specifica indicativamente il periodo nel quale vi siete visti in libertà. Nell'89. Sì, nell'89 e poi nel 91. Può essere più preciso in ordine all'anno 89? In particolare che periodo dell'anno? In che periodo dell'anno? Avvocato, mi scusi, non riesco a centrare bene il periodo in cui ci siamo visti. Comunque io quando sono uscito andavo a trovarlo anche, lui era ancora detenuto nel carcere di Siracusa, andavo a trovarlo dietro la finestra del carcere nelle udienze che si svolgevano al Tribunale di Siracusa. Sì, lei di questo ne ha parlato e adesso ci torneremo fra un momento. Senta, lei con Santa Paola Angelo ha avuto rapporti di affari, rapporti leciti con Santa Paola Angelo o con qualcuno dei familiari di Santa Paola Angelo? Sì, ho acquistato della merce per la mia boutique dal cognato di Santa Paola Angelo. Può specificare questo particolare? Che merce ha acquistato? Del capi d'abbigliamento, perché il cognato del Santa Paola aveva un ingrosso d'abbigliamento nella zona di Mascalucia. Può specificare l'importo di questo acquisto, di questa fornitura? Non è stato un rapporto singolo, è stato scusi, le chiedevo l'importo. E non so quantificarlo, avvocato. È stato comunque un rapporto durato in più occasioni, ecco, che si è mantenuto in più occasioni. E cioè, in particolare, quando sarebbe stata fatta questa fornitura? Nel 91. Nel 91. Ecco, avvocato, adesso mi ricordo, è nel dicembre del 91. Nel dicembre del 91. Lei... Sì, perché poi ci fu il terremoto, fu allestita una fiera campionaria a Siracusa e mi rifornì dallo stesso per una parte di merce che dovevo esporre. Scusi, lei non ricorda l'importo, ma ricorda se ebbe a rilasciare dei titoli, degli effetti cambiari al cognato di Santa Paola, comunque a questo familiare dal quale aveva ricevuto questa merce? Sì, degli assegni postatati, mi sembra degli assegni postatati o delle cambiali, perché lui aveva modo di scontarsele. E lei non ricorda proprio a quanto ammontava questa cifra?
No, non ricordo, avvocato. Di... Se non erro mi sembra intorno ai 30 milioni, però non vorrei sbagliare. Nell'ordine? 30 milioni. 30 milioni. Senta, Per giù, avvocato. Lei l'ha pagata poi questa fornitura? Guarda, questa non era merce che io ho comprato per me, questa è la merce che mia madre ha comprato da questo signore, quindi non so se l'ha pagata tutta, se ne ha pagata una parte, perché poi questo ragazzo è deceduto. Ma materialmente, dico, si occupò lei di questo, della fornitura? Ho fatto l'intermediario perché ho presentato questo ragazzo a mia madre e poi ho portato mia madre nell'ingrosso di questo ragazzo perché era mia madre che si interessava della gestione di questa boutique. Ma insomma il tramite era lei? Sì, il tramite ero io. E senta, lei ha ricevuto delle sollecitazioni da parte del Santa Paola Angelo per effettuare questo pagamento che fino al 91 non era stato fatto? Sì, in un'occasione mi fu riferito da Giuseppe Mangian che questo ragazzo si aveva sollecitato il pagamento di questa cosa, poi ne parlai con il Mangian e Francesco e mi disse che se la sarebbe sbrigata lui o che sarebbe intervenuto lui per mediare questa situazione, anche perché io ritenevo che i prezzi erano stati ingrossati. Insomma, una discussione normale, semplice. Le chiedo scusa, la mia domanda è un'altra. Sì, forse l'ho ampliata, mi scusi avvocato. No, scusi, per carità. Io le ho chiesto, lei ha mai avuto sollecitazioni dirette da parte di Santa Paola Angelo dopo che questi venne scarcerato? No. Quindi non è mai venuto Santa Paola Angelo a cercarla per chiederle il pagamento di questi effetti? No, perché le ripeto, i rapporti con lui erano ottimi, anche perché le avevo fatto diverse cortesie, quindi non credo che ci fosse mai stato il dubbio che io o che qualcuno dei miei familiari veniva meno a un debito nei confronti suoi. Però lei non sa se è stato pagato questo debito oppure no? No. No, mi pare di no. Senta, lei ha riferito che il Santa Paola si occupava di stupefacenti. Le pongo su questo argomento due sole domande. Lei ha mai visto il Santa Paola Angelo trattare stupefacenti, acquistare stupefacenti, vendere stupefacenti? Sì, cedeva stupefacenti a Domenico De Simone di Siracusa e in qualche occasione ci siamo andati insieme. A cedere la sostanza? O a cedere lui la sostanza o per sollecitare i pagamenti. Lei ricorda l'episodio, lo può collocare nel tempo? Nel 91. Nel 91 quando? No, l'ha accennata, la sua, sì. In che periodo? La prego di fare uno sforzo per cercare di stabilire nell'arco dell'anno quando ciò è avvenuto. Ovviamente non credo sia stato nell'estate del 91. Nell'estate del 91. E senta, oltre a lei era presente qualcun altro? Sì, in più occasioni Santa Paola scendeva con un ragazzo di cui adesso non ricordo il nome. Poi c'era Domenico De Simone, appunto, che era quello che acquistava. Domenico De Simone era lui, c'ero io, c'era un cugino mio, Paolo Amato, figlio di Antonio Amato, e un altro ragazzo che si chiama anche Paolo, che non ricordo il nome. E un altro ragazzo in quel periodo, avvocato, ebbi in una di queste circostanze, recandomi dal Santa Paola per portarle risposta e anche per farle visita, ebbi un fermo in una zona di Catania e fummo portati al comando della polizia per accertamenti. Infatti, perché sono in vista, sono trascritti. Senta, lei ha riferito ampiamente, diffusamente, io non ritornerò sul punto, in ordine all'omicidio Scalora.
e ha detto di aver ricevuto quest'ordine, questo mandato da Santa Paola Angelo mentre si trovava in carcere. Sì. Io vorrei che lei mi chiarisse due particolari. Il primo, rispetto al momento dell'omicidio, dell'esecuzione dell'omicidio, quanto tempo prima lei ha ricevuto quest'ordine da Santa Paola Angelo? L'ordine di sopprimerlo un paio di giorni prima, circa un paio di giorni prima, sì. Il tempo che si mettesse in atto l'ideazione del delitto e poi è stato commesso. E successivamente all'omicidio lei ha avuto modo di informare il Santa Paola Angelo di quanto accaduto? Sì, ci sono andato dietro il carcere alla finestra a dirgli che tutto era andato per bene e anche nell'aula del tribunale dove si svolgeva il procedimento a suo carico. Quindi lei... E gli feci, parlandogli a gesti, e gli feci cenno che il ragazzo non c'era più e che avevo parlato con la madre del ragazzo e si era, come si può dire, aveva allentato la morsa verso la sua volontà accusatoria. Ma la madre del ragazzo era a conoscenza? No, però siccome gli mancava il ragazzo temeva da un lato che gli fosse accaduta qualcosa di brutto e sperava in un altro lato che magari era solo un'assenza momentanea. E in questo frangente la madre aveva deciso di ritrattare le dichiarazioni? Che cosa aveva fatto? No, si era un po' ammorbidita, io andavo a trovarla giorno per giorno dicendogli che ci saremmo operati per cercare suo figlio e che comunque lei doveva pensare agli altri figli che aveva. Scusi, quando ebbe lei a comunicare questo fatto a Santa Paola Angelo? Dopo quanti giorni, dopo quanto tempo dall'omicidio? Il giorno dopo che fu commesso il fatto, e poi dopo quanti giorni sono andato in aula non me lo ricordo, avvocato. Quindi il giorno dopo lei andò al carcere? Sì, se non ricordo male sì. Benissimo, nessun'altra domanda, grazie. Dopo. Avvocato Papalia. Grazie. Signor Pattarino, lei a domanda del signor Pubblico Ministero ha detto di conoscere Cesarotti Francesco, è così? Sì. Dove lo ha conosciuto Cesarotti Francesco? A casa di Cesarotti Salvatore. Quando lo ha conosciuto? Credo nell'89. E quante volte lo ha visto? Poche volte. Poche volte li può quantificare? Se non ricordo male 2 volte. E chi le ha detto che si chiamava Cesarotti? Me l'hanno presentato come il fratello del Suturi, quindi era ovvio che si chiamasse Cesarotti. Ma perché lei sapeva che Suturi si chiamava Cesarotti? Certo. E lo ha saputo subito? Quando gliel'hanno presentato? Dopo un po', non mi ricordo se mi è stato presentato come signor Cesarotti, mi ricordo che mi fu presentato come un Suturi. Poi non ricordo quando ho saputo e da chi ho saputo che si chiamasse Cesarotti. Ma lo ha saputo prima o dopo l'inizio della sua collaborazione? No, prima della mia collaborazione, avvocato. Prima? E mi vuole spiegare alla Corte perché lei non ha mai parlato, non ha mai fatto il nome di Cesarotti? In tutti i non mi verbali ricordavo il cognome di Cesarotti. Non lo ricordava? Avvocato, l'ho sempre indicato come il genero di Gino che aveva un grosso d'abbigliamento e poi in un sopralluogo che ho fatto con la polizia siamo andati a casa del Cesarotti. Ah, quindi lei è andato in quella casa?
Perché ho fatto un sopralluogo per vedere se quello che dicevo io era vero o se io stessi mentendo. Quindi lei ha fatto un sopralluogo in questa casa e in quella occasione lei ha saputo che il proprietario di questa casa si chiamava Cesarotti. No, avvocato, forse mi sono espresso male. Io ho fatto un sopralluogo attinente alle indagini che svolgevano gli agenti, quindi per vedere se quello che dicevo io era vero o meno, i classici riscontri. Il fatto che il signor Salvatore si chiamasse Uzzururi, si chiamasse Cesarotti, l'ho saputo prima della mia collaborazione. E allora io le chiedo di spiegare alla Corte. Lei in oltre, non so, saranno 700-800 pagine di verbali, lei non pronuncia mai il nome Cesarotti. Mi spieghi come mai a distanza di anni, quindi i verbali iniziano credo nel 93 o 94, lei solo oggi sa e riferisce del nome di Cesarotti. Io crederei non l'ho indicato, avvocato, non l'ho indicato solo oggi col nome di Cesarotti. In altri interrogatori che ho avuto ho indicato e ho riconosciuto in fotografia il Cesarotti dandogli il suo nome. Probabilmente in quei interrogatori che dice lei mi sfuggiva il cognome, anche perché ho visto qualcosa come 700 fotografie, abbiamo parlato di una marea di persone, quindi comunque in altri interrogatori e in altri verbali l'ho riconosciuto col suo vero nome. Presidente, mi scusi, qui c'è lo stesso discorso di poc'anzi. Ora il signor pubblico ministero mi dirà produca tutti i verbali, io non le posso produrre i verbali, però ecco, nel caso in cui quello che io dico non risultasse dai verbali è chiaro che il pubblico ministero fa esplicita contestazione. Io dai verbali che ho letto... Avvocato, questa è una regola fatta qui sul momento. Sì, d'accordo. Ripeto, io dai verbali non prendo delle conclusioni, Presidente, però dall'esame di tutti i verbali non appare mai il nome Cesarotti. Avvocato, deve essere sicuro di quello che dice. Poi le regole, queste regole non credo che siano regole che debbono valere durante un processo. Lei sia sicuro di dire il vero, No, dice, ci mancherebbe, è chiaro che sia sicuro di quello che dice, poi per il resto si vedrà. Perfetto, allora io l'ho detto. Lei quindi ha visto 2 volte Cesarotti Francesco. Mi può indicare le fattezze fisiche, l'età e qualche caratteristica di questa persona? È una persona alta, robusta, capelli scuri che cosa? Alta, robusta di capelli scuri. Alta, robusta e capelli scuri. Allora, sui capelli scuri problema non credo che ve ne sia. Sulla persona robusta va bene, ripeto, non ho motivo di chiederle altro. Alta, persona alta, cosa intende lei per persona alta? Una persona intorno a 1,74, ecco, perché probabilmente è una condizione sbagliata della statura, perché lei quanto è la alto? statura è 1,70 m, oltre quello oltre 1,70 m, probabilmente dico alta. Lei quanto è alto? 1,74 m. Questa persona era più alta o più bassa di lei? Per giù quanto me. Su per giù quanto lei. E in quell'occasione lei ha visto il fratello di questo zio Turi di cui ha parlato lei, questo signor Francesco di cui ha parlato? Sì. Sulla base di quale c'erano altri parenti di questo zio Turi in quella casa? No. Ha conosciuto altri fratelli di questo zio Turi di cui il cognome ancora non lo sappiamo, se non oggi? È così, avvocato, Cosa? Non è così, non lo sappiamo oggi. Non ho capito, signor Presidente. Nel senso che esistono dei verbali in cui... Sì, d'accordo. Mi scusi, signor Pubblico Ministero, esisteranno dei verbali forse di ricognizione fotografica, perché i verbali, me lo contesti, io sono pronto per carità a fare ammenda se c'è stata qualche domanda, qualche mia affermazione che non risulti dai verbali. Io contesto se lei contesta. Ha conosciuto altri parenti? Un altro fratello, quello ancora più piccolo. E quando lo ha conosciuto?
Sempre in una di queste occasioni, credo di averlo visto una sola volta, ma comunque siccome bene o male si somigliano tutte e tre, non è stato, non tutte e tre, perché il Salvatore è un po' diverso dall'altro, da Francesco. Ma quest'altro che lei dice di aver visto solo una volta è in grado di descriverlo? Ha un'aria, una somiglianza con il fratello di Zuturi. Ma è più alto? Comunque non somiglia tanto a Zuturi quanto più al fratello. Ma è più alto di questo Zio Turi, più basso? Non mi ricordo, dottore, è avvocato, mi scusi, non mi ricordo adesso se è più alto o più basso. Lei oggi sarebbe in grado, se vedesse queste persone, di riconoscerle? Probabilmente sì. O di disconoscerle comunque. Non ho capito, che significa disconoscerle? Sì, se non li conosco, di dire se li conosco o no, se non li conosco. Ecco, quindi lei sarebbe in grado di dire sì o no? Certamente. Di conoscerle. Ho capito, no, io avrei finito, Presidente. Per la richiesta, l'avvocato Attanasio, scusi, per le richieste all'esito, tanto se ci sono richieste che riguardano ricognizioni non le possiamo fare in queste condizioni, quindi c'è l'avvocato Antoci e l'avvocatessa Valenti, poi lei, quindi prima l'avvocato Attanasio. Signor Paperino, mi scusi. Allora l'avvocato Antoci, avanti. Signor Paperino, mi sente? Sì, benissimo. Lei nel 1989 era recluso? Sì. Dove? Non per tutto l'89. Bene, mi dica dove. Nel carcere, l'ultimo periodo l'ho fatto tra il carcere di Termini Imerese, Piazza Lanza, e sono stato scarcerato da Siracusa. Benissimo. Lei ha soggiornato nel carcere di Brucoli? Nell'89 non ricordo, se sì o no non lo ricordo. Comunque in altre occasioni sì. In quali? Nel 90 e nel 92. In quale sezione del carcere di Brucoli lei lo ricorda? Nel 90 eravamo nella sezione 89-90, eravamo nella sezione, non mi ricordo come si chiama, se la prima o la quarta, non mi ricordo, nel 92 nella nona sezione. Durante l'esame reso al signor pubblico ministero, lei ha affermato di essere il responsabile della sezione. Ora non mi interessano né persone né fatti. Vorrei solamente conoscere in che cosa consisteva questa attività da lei svolta. Sì, nel 90 questo fatto, nell'89-90. Sì. Fungeva il rappresentante fungeva come la persona che doveva risolvere i problemi attinenti a ogni detenuto, la questione di cercare di far essere il più aperti possibile. Vabbè, risolvevi i problemi tra i detenuti, tra i detenuti e la struttura carceraria? Sì, della nostra sezione, aperti nel senso di farli rimanere il meno possibile nelle celle, quindi dargli possibilità di lavorare, di essere, non so, alla commissione sportiva o alla biblioteca o alla commissione teatrale. Interessarsi che nelle celle non mancasse niente, interessarsi dei problemi, un po' di tutti i problemi. In generale diciamo cercare di trattenere un buon regime di vita, un buon tenore di vita, esatto? Perfetto, avvocato. Allora, vorrei chiedere una cosa, lei attendeva con costanza, con continuità a questa attività? Sì. Se ne occupava costantemente quindi? Sì. Con quali esiti? Positivi? Cioè riusciva a sì. risolvere tutti questi problemi? In quel periodo sì. Perfettamente, senza alcun problema, senza alcun aspetto negativo, corretto? Sì, anche perché avevamo, aspetti avvocato, anche perché avevamo determinate persone appartenenti a
alle guardie No, non mi interessano che queste ci persone. facevano delle cortesie Perfetto. in questo senso. Lei riusciva ad ottenere i suoi risultati, esatto? Sì. Ora mi spiega una cosa, visto che lei era responsabile, visto che lei se ne occupava continuativamente, visto che lei otteneva ottimi risultati, mi sa spiegare per quale ragione il signor Maugeri Raimondo, secondo le sue affermazioni, doveva svolgere la sua stessa identica attività? Perché io per rispetto parlavo col signor Raimondo, essendo molto amico di un altro amico mio, Santo Battaglia, ci occupavamo insieme di questi problemi. Ma, non Lei negli per esempi, altri mi scusi, motivi, un attimo solo, essendo segua le mie domande, signor Pattarino. Un affiliato puro Signor al Pattarino, nostro, un attimo alla solo, nostra la prego. organizzazione. La domanda che io le rivolgo è questa. Negli esempi che lei ha portato in ordine alla vita carceraria, ha sempre indicato una singola persona come responsabile di questi presunti rapporti, corretto? Esatto? Sì, il più delle volte era una Ora singola lei in persona. quest'unico caso mi porta l'esempio di due responsabili, lei e il signor Maugeri. Perché questa Anche perché, ecco, le particolarità? spiego ora perché. Anche perché nella sezione stessa di cui stiamo parlando, essendosi creati il Raimondo era catanese e c'erano molti catanesi in questa sezione, io ero siracusano e c'erano altrettanti siracusani, ci siamo divisi amichevolmente il compito di cercare di tenere la sezione in armonia, di cercare di andare tutti d'accordo. E i rapporti con le guardie carcerarie li teneva solo lei, come detto prima? Io ne avevo parecchi, sì. Va bene, nessun'altra domanda, Presidente. Sì, Avvocato Attanasio. Sì, signor Pattarino, lei conferma, e magari me lo spiega, che a proposito del supermercato, credo si chiamasse Super S, il signor Ercolano avrebbe intenzione di fare un marchio suo? L'ha detto così ieri, mi sembra. Sì, di voler allargare il suo marchio, di creare un ulteriore marchio. Sì, lo confermo, cioè certamente. un marchio suo, nel senso, faccio un esempio così banale, dal momento che si chiamava, c'è Aenode, Spar, dal momento che lui si chiamava Ercolano, perfetto. per esempio diventava Hercules, ma non so, una catena di supermercati. Certo. È così? Sì. C'è un marchio suo diverso da tutti gli altri. Sì, voleva creare una nuova catena di supermercati dandogli un suo marchio, un suo nome, non il nome suo di Aldo Ercolano, un nome proprio, un nuovo nome. Ho fatto un esempio così magari banale, voglio dire Certo. che siccome lei ha detto aveva ieri proprio il progetto di monopolizzare, di eliminare gli altri piccoli supermercati, di incamerarli con questo suo marchio. Esatto? Sì, perfetto, avvocato. Quindi non invece di cedere ad altri il suo supermercato. No. Vabbè, grazie. E lei dopo questo colloquio con il signor Ercolano, lei disse lei acquistò un supermercato a Siracusa. Sì. Esatto? Sì. E lei parlò di garanzie che le davano i politici. Esatto. Non nel supermercato di Siracusa, era un supermercato singolo questo qua. No, allora che tipo di garanzie le avrebbero dovuto dare? A me nessuna. Allora a chi le dovevano dare? Il signor Ercolano era stato garantito dai politici che in questa sua idea sarebbe stato aiutato. In questa sua idea di fare il marchio? E di creare, di monopolizzare per la Sicilia orientale questi supermercati. Cioè le garanzie le avrebbero date al signor Ercolano? Sì, io non vedo che garanzie avrei avuto bisogno acquistando un supermercato in contanti. Ho capito male io. E perché erano stati aiutati nelle elezioni? Lei se lo ricorda in quale elezioni, in quale tornate elettorali? Nell'89. Nell'80? Credo, sì, se non sbaglio nell'89. Comunque si vociferava che per il 92 avrebbero riaiutato questi amici, sempre se loro gli avessero garantito determinate cortesie. Sì. E lei aveva partecipato a questo tipo di campagna, dico?
No, però sapevo che appoggiavano queste persone, come loro sapevano chi appoggiavo io a Siracusa, io sapevo che appoggiavano loro. Naturalmente loro era fatto in uno stile diverso, in grande stile, la provincia era più piccola, lo facevo diversamente. No, ma lei chi appoggiava a Siracusa? Le stesse persone? No, non le persone diverse. Quindi non le persone di cui ha parlato ieri? No. Anche se il collegio era lo stesso per Catania e Siracusa? No, non credo che fosse stato lo stesso, perché se era lo stesso avremmo aiutato un'unica persona. Per caso, così le sto dicendo, lei può rispondere sì o no, lei si occupò di appoggi a tale Cortese? No. Vabbè, ho finito, grazie Presidente. Avvocatessa Valli. Signor Pattarino, lei durante l'esame del signor Pubblico Ministero ha detto di conoscere De Emanuele Natale, lo conferma? Non ho capito, scusi Avvocatessa, non ho capito il nome. De Emanuele Natale ha detto di conoscerlo, lo conferma? Sì. Mi potrebbe dare cortesemente una descrizione fisica del De Emanuele? L'età, l'altezza? Probabilmente io non ho detto di conoscere il De Emanuele Natale, so che lo stesso era inserito nella nostra organizzazione essendo cugino del signor Santa Paola. Quindi lei non lo conosce? Cioè lei personalmente non lo conosce allora? No, infatti E chi gliene ha parlato di De Emanuele allora? Ne parlavamo un po' tutti che il Natale De Emanuele era uno delle persone responsabili della famiglia. Un po' tutti chi, scusi? Agli affiliati, Avvocatessa. Va bene, non ho altre domande, grazie. Avvocato Passarelli. Grazie Presidente. Pattarino, lei ha parlato di Crisafulli. Io desideravo porgerle questa domanda. Chi le disse che Crisafulli era coinvolto nel chiamiamolo attentato contro Cilona? Prima il Samperi e nel 92 lo stesso Cilona, mi disse di aver riconosciuto queste persone come autori del suo tentativo di omicidio. Benissimo. Senta, Samperi glielo disse nel periodo, mi pare che questo lei l'ha detto, ma glielo chiedo a mo' di conferma anche, glielo disse nel periodo in cui lo scortavate? Come? Sì, nel periodo che frequentavo assiduamente il Samperi, nell'89. Nel periodo in cui lo scortavate lì tra Siracusa e Catania, mi pare che lei ha detto, esatto? Sì. Senta, in questo attentato contro Cilona era coinvolto anche un certo Borzì Domenico? Non saprei, avvocato. Io mi ricordo, anche perché io non conosco questo Borzì Domenico, mi ricordo gli altri perché li conosco tutti. Senta, lei per quanti mesi ha scortato Samperi sulla Siracusa-Catania nel periodo della sua semilibertà? 5, 10, 12? Indicativamente, chiaramente. Non me lo ricordo, comunque continuavamo a frequentarci anche dopo che il Samperi mi scusi Pattarino, ecco, questo dato al momento non mi interessa. Vorrei che lei facesse uno sforzo di memoria sul periodo, dico, è una cosa un po' particolare, no? Questa scorta ad un semilibero, ecco. Ora, in quanto tempo, un anno, 6 mesi, 5 mesi, dico, ecco, un riferimento temporale. Lei dice non lo ricorda, il riferimento temporale potrebbe essere 3-4 mesi. Senta, lei perché fu scarcerato il 23 febbraio dell'89? Per affidamento in prova al servizio sociale. Sì, aveva un programma di trattamento? Se non mi ha inteso o le specifico meglio? Ero affidato al servizio sociale per un reinserimento, visto che era la mia prima volta che ero stato arrestato da maggiorenne. Benissimo. Senta, questo programma di trattamento in cosa consisteva? Aveva lei dei vincoli o degli obblighi? Sì, avevo dei vincoli di orario e di muovermi nella città. Può ricordarli alla Corte? Io dovevo rientrare, non dovevo uscire da casa prima delle 8 e rientrare
dopo le 8 e non potevo muovermi non potevo uscire dalla mia città se non previo permesso. Senta, lei era contemporaneamente un sorvegliato speciale nel periodo in cui era affidato in prova al servizio sociale? Mi sembra che mi fu notificata una ordinanza di sorveglianza, però fu bloccata perché avevo 2 misure di sorveglianza insieme. Scusi Pattarino, scusi, cortesemente, può ripetere, non l'ho intesa, può ripetere la sua risposta? Sì, se non ricordo male mi fu notificata un'ordinanza di misura di sorveglianza, vediamo se posso... però fu bloccata, credo, perché non si potevano avere 2 misure di sorveglianza insieme. Io avevo già l'affidamento al servizio sociale e con i dovuti limiti. Ho capito. Li ha rispettati? No, avvocato, se facevo la scorta armata alla Santeri e se delinquevo, come non mi ponevo certo il problema di rispettare gli orari della sorveglianza. Non si poneva il problema? Di rispettare l'orario dell'affidamento o il fatto che non potessi uscire dalla città. Senta, e fino a dove lo scortava? Dove andava quando portava Samperi? Quando scortava Samperi? O fino all'entrata di Catania o in più di un'occasione al caseificio di Tuccio. Al? Caseificio di Salvatore Tuccio, e poi lui rimaneva un pochino con Tuccio, noi ce ne tornavamo e se ne andava nella fioreria, che era il negozio di fiori che aveva. Senta, lei ha riferito di un incontro avvenuto nel 1989 durante l'esame del PM, un incontro con, mi pare che abbia detto lei al pubblico ministero, con Mangion, Samperi, Ercolano, Tuccio, presso un deposito di coibentazione vicino il Motelagip di Ognina. Sì, avvocato. Come? Sì, ho detto di sì. Sì. Che periodo era? Era il mese di giugno? Non sapevo se era il mese di giugno, comunque era estate. Sì, e allora serve come contestazione. Le contesto, Pattarino, che lei al pubblico ministero il 23 luglio del 93, foglio 374, al PM che le chiedeva e intanto quando avvenne questa riunione rispose avvenne nel giugno del 1989. Avvocato, ma infatti le ho detto non saprei se è giugno, ma era estate. Era estate, quindi è verosimile che la risposta da lei data al PM fosse quella esatta. Diciamo, ma la contestazione quale sarebbe, avvocato? Forse ho compreso male io. Che lì era un fatto specifico e qui era un torno di tempo molto più lato, quale può essere tutta l'estate. Ha detto a giugno e chiediamo a Pattarino se fosse giugno o meno. Ho capito, avvocato. Volevo contestarle un'altra cosa, Pattarino, con riferimento a questa riunione. Sempre al pubblico ministero, nella stessa data, a foglio 273, lei pone questo incontro in un altro luogo. Infatti dice, rispondendo al pubblico ministero, sì, in uno dei magazzini dei 3A questa riunione, mio padre dormiva sopra, c'era un appartamento di sopra. Ricorda? Sì, se è scritto di aver detto questo. Io anche stamattina e anche ieri, quando si è parlato di questo magazzino, non ho saputo dire di che cosa era. Poi mi sono ricordato che facevano la coibentazione, ma fino adesso non so né di chi è né di che cosa tratta, né come si chiamasse questo magazzino. Sì, mi scusi, mi scusi, ma lei prima ha detto cosa completamente diversa, Pattarino, cioè ha detto che si trattava di un magazzino del 3A. Queste sono dichiarazioni che ha reso lei. Avvocato, mi dispiace, sicuramente mi sarò sbagliato, non è un magazzino della 3A, o forse è un'altra occasione. No, mi scusi, perché lei, rispondendo a un difensore, credo all'avvocato Culisano, ha detto che vi fu una sola riunione, le è stato chiesto ripetutamente questo fatto, e ha parlato di un'unica riunione. Un'unica riunione in questo posto. Quindi lei non ricorda?
No, un'unica riunione in questo posto che ho detto prima, sì, e lo ribadisco, non mi sto contraddicendo, ribadisco che in quel posto ci sono andato una sola volta, che sopra questo magazzino abitava l'architetto Angelo, dove mio padre, dove il signor Mangio ne ha preso qualche volta, ha dormito là. Senta, lei in quel periodo era latitante? Sì, avvocato. Giugno 89. Era latitante. Sino a quando è stato latitante? Se non ricordo male fino a ottobre. Ottobre 89. Senta, lei poc'anzi ha detto che accompagnava quindi il Samperi anche, si spingeva sino addirittura al caseificio di Tuccio. Ora io le chiedo, ma lei andava, cioè violava così sovente gli obblighi dell'affidamento in prova al servizio sociale? Avvocato, mi scusi, sì. Visto che io non mi ponevo il problema di camminare armato o di... non so, se c'era da commettere un atto delinquenziale, non capisco perché mi dovevo porre il problema di rompere l'affidamento al servizio sociale. Beh, perché tornava in carcere, veda Pattarino, ma comunque questo è un altro problema. No, ma anche camminando con una pistola c'era la possibilità che tornavo in carcere. Sì, quindi lei mi vuol dire che non osservava gli orari e non osservava il vincolo, come dire, geografico dell'affidamento e tranquillamente si recava fuori Siracusa per svolgere i suoi affari, esatto? Se ce n'era occasione, sì. Senta, io le devo contestare a questo punto, Pattarino, che lei al pubblico ministero ha sempre nella stessa data, cioè siamo il 23 luglio 93, ha detto una cosa diversa sul punto, cioè siamo per il pubblico ministero, siamo a foglio 379. Dunque lei, con riferimento all'incontro di cui si parlava prima, ha detto che addirittura si camuffò da ufficiale della Marina. Se lo ricorda questo, Pattarino? Certamente che me lo ricordo, avvocato, perché ero latitante. E si camuffò da ufficiale della Marina, ho capito. E quando andava perché per non farmi riconoscere, scusi, qual è la contestazione? Ho capito. Questa poi lo vedrà la Corte, la rilevanza di questo. Dico, lei ricorda che quella volta lei era camuffato da ufficiale della Marina perché era latitante, esatto? Sì, avvocato. Sì. E mi pare che lei ne ha parlato anche con riferimento ad un'altra volta, che andando una volta a Lentini, in una certa situazione, lei ha usato nuovamente la divisa di ufficiale della Marina. Sì, avvocato. Lo ricorda anche questo? Senza dubbio, certo, avvocato. La usavo quando dovevo spostarmi, essendo latitante, per dei tragitti che potevano essere pericolosi. Ho capito. Senta, con riferimento all'omicidio di un tale Romeo, sì. Lei ha detto nel corso dell'esame di aver saputo da Samperi e Ipocoana, in uno dei numerosi incontri che aveva con loro, che i due e Tuccio erano responsabili dell'omicidio. Ricorda? Sì, detto avvocato. Questo al pubblico ministero. Sì, avvocato. Nel corso dell'esame che le è stato fatto ora nel dibattimento in questione. Devo farle una contestazione perché lei il 27 luglio 93 al pubblico ministero ha detto cosa che è parzialmente diversa e siamo esattamente a foglio 602-603 per il pubblico ministero. Lei ha detto: questo fatto, con riferimento all'omicidio Romeo, me lo raccontò Ipocovana. Furono Ipocovana, il PM le chiede, vuole dire anche il nome, Giuseppe, e l'altro non me lo ricordo. Me lo raccontò Giuseppe questo fatto. Il PM le chiede dove, quando, e lei risponde a Catania nel periodo dopo l'omicidio.
A Catania nel caseificio me lo raccontò. Io le chiedo se può fare uno sforzo, ricorda che di aver fatto queste dichiarazioni al PM anzitutto? Pattarino? Ovviamente. Sì. Certo, ecco, le chiedo con riferimento a questo passo che le ho letto, grosso modo quanti giorni dopo l'omicidio glielo raccontò l'Ipocoana? Non me lo ricordo, dottore, dopo quanti giorni. Comunque me lo raccontò l'Ipocoana perché siccome c'era stato un precedente a Siracusa che lui aveva commesso un omicidio a Siracusa, io lo sfottevo dicendogli che forse si era impressionato, me lo raccontò così per dimostrarmi che non aveva avuto impressione. Dico, lei mi scusi, in termini temporali non sa dare un riferimento, 15 giorni, un mese, 2, dopo un giorno, come? No, avvocato, non me lo so dire. Non lo sa dire, dopo qualche giorno lei dice, però non sa indicare esattamente quanto, esatto? Sì, avvocato. Lei in che rapporti era con Ipocoana? Ottimi rapporti. Sempre? Sì. Sì. Sempre? Sì. È sempre stato in ottimi rapporti. Senta, e dopo che Ipocoana, mi pare poi si allontanò da Siracusa, esatto? Sì, transitò nel gruppo di Claudio. E dove andò a stare Ipocoana, lo sa? A Catania. Dove? Dove? Sono andato a trovarlo una volta in una delle sue abitazioni, però non mi ricordo la casa precisa. Era Catania? No, era nell'Interland di Catania. Ma il paese non lo ricorda? No, non me lo ricordo. Anche perché aveva fatto una fruitina con una ragazza, si erano sistemati con questa ragazza in questo appartamento e si erano interessati Claudio e Turi per fargli trovare questo appartamento. Era Cicastello? Può darsi, avvocato, però le sto dicendo che non mi ricordo la zona. Può darsi? Può darsi, ma non so. Ma lei è mai stata da Cicastello? Sì, avvocato, però ho sempre sbagliato io questi paesi, a Cicastello con Acireale, li ho sempre sbagliati. A Cicastello con? Ma a casa sua lei è stato, mi pare di aver capito. Casa mia? No, casa di Ipocoana. Sì, una sola volta. E lui mi disse, Claudio, anche Turi, mi dicevano di trasferirmi a Catania, che mi avrebbero preso una casa là vicino per stare tutti vicini. Senta, lei conosce il caseificio di Tuccio? Sì. Me lo può descrivere? Sì, si ci arriva dalla statale che porta ad Aci Trezza, dice Catena, là dove a un certo punto si gira, c'è un semaforo, uno stop mi sembra, si gira sulla sinistra, fatti 50 metri